Appassionati di calcio sardo, un buon pomeriggio dallo stadio Froghieri di Nuoro. Un saluto da Primo Marrazzu. Nuorese Samassi, quarta giornata di ritorno del campionato di eccellenza. I verdi-azzurri di Tommaso Tatti, riduci da 2 successi di fila con Tortolì e Sant'Elena, cercano conferme con la squadra campidanese, da qualche giorno affidata alle cure di Enzo Zottoli. Tatti deve rinunciare a Muzzoni e all'ultimo momento anche al portiere Puddu. Schiera Uda, Leone, Ledda, Soro, Ferrara, Masia, Mameli, Zara, Falchi, Mingoia e Cocco. A disposizione ci sono Puddu, Guarnati, Biscu, Manca, Gianpietro De Mutas, Brandano e Nietu. Il Samassi, privo di mezza difesa, risponde con Amedeo, Cocco, Orru, Romero, Lai, Granizio, Ledda, Busanca, Iannini, Capretta e Tronu. In panchina Sanna, Pizzalis, Doro, Addis, Perseus, Setsu e Porru. Arbitro Meloni, assistenti De Giorgi e Sulis della sezione di Cagliari. Giornata soleggiata, erba del quadrivio in discrete condizioni, Nuorese in maglia a strisce verdi e azzurre, il Samassi in completo bianco. Falchi apre sulla destra dove c'è Mingoia, punta alla porta, converge la chiusura decisiva. Il Samassi cerca di distendersi in avanti con i cambi di gioco, palla in zona centrale, Romero corre sulla destra, il cross, interviene Uda, cercare Iannini, azione ancora viva, c'è sulla sinistra Tronu, si propone, in mezzo, attenzione, la possibilità di concludere, si salva ancora Uda, sta prendendo coraggio la squadra di Zottoli. Punizione a 2, andrà in porta Busanca, ex di turno, parte Busanca, deviato, attenzione, esce il portiere, agguanta la sfera. Leone prova a spingere, Mingoia gli restituisce la palla, può metterla dentro, la sponda, Mingoia, palo pieno, pregevole lo scambio in velocità della Nuorese. Soro, la sventagliata in profondità, c'è Mingoia, salta un uomo, c'è il suo sinistro, interviene un difensore, ha fischiato l'arbitro. È fallo di Granizio, intervento in gioco pericoloso. Punizione a 2 in aria, un muro davanti a Soro. Il tocco, il tiro e gol! Nuorese in vantaggio, ha sorpreso tutti Soro e ha servito Cocco libero nell'area piccola che è dormita della difesa del Samassi. Infesta il quadrivio, 1-0 Nuorese. Ancora Busanca sulla palla. Il tiro, alta di poco. Attacca pieno organico il Samassi. Attenzione, Orru si fa infilare da Mameli, possibilità di ripartire. Mameli 3 contro 3, il taglio per Falchi, è solo, in aria, fuori, ha schiacciato troppo il destro. Inizia la ripresa, 1-0 per i verdi-azzurri di Tatti, decide a Cocco. La Nuorese ha perso Ledda per infortunio, sostituito da Guarnati. Tutto immutato nel Samassi. Mingoia, c'è libero Cocco, entra in aria, in mezzo, Falchi, 2-0, la Nuorese raddoppia subito, primo gol in maglia verde-azzurra per Pierpaolo Falchi, profeta in patria, va a cercare Tommaso Tatti, lui che lo aveva voluto fortemente a Nuoro. Capretta, occhio al suo mancino, a giro, gol, l'ha messa sotto la traversa, 2-1, il Samassi torna in partita con l'Argentino. Calcio d'angolo, ben 7 giocatori ospiti in aria. Oh, sul primo palo, allontana la difesa, attenzione, palla ancora buona. Posizione regolare. Granizio, il tiro, palo, gol! Ha pareggiato il Samassi, protestano quelli della Nuorese, ma forse Guarnati li teneva in gioco. 2-2, incredibile in pochi minuti. Soro, riparte il contropiede, Mingoia, se ne va, fermato dalla bandierina, fuori gioco, dubbio, era partito da dietro Mingoia. La Nuorese a campo, il lancio, Niedu, posizione regolare, punta l'uomo, saltato, attenzione, fallo di Lai. Punizione dal limite.
Va Mingoia, la rispinta dalla barriera con un braccio, si tratta di capire se era volontario. Conta i passi l'argentino del Samassi, Capretta prova a ripetere la prodezza del primo gol. Il tiro da gol, Capretta, ancora lui, Samassi in vantaggio, stavolta però il tiro era a mezza altezza. Uda si è fatto sorprendere, 3-2, che beffa per la Nuorese, ancora su palla inattiva. Ancora sulla destra, Busanca, in mezzo, colpo di testa di Iannini, alto. Uda, rinvio, palla che spiove centrocampo. E arriva il triplice fischio finale, il Samassi torna a vincere dopo un lungo digiuno. Parte bene la gestione Zottoli, la Nuorese dilapida in pochi minuti il doppio vantaggio. Primo stop della seconda era Tatti. Dal Frogheri è tutto, grazie per averci seguito, da Priamo Marrazzo, arrivederci alle prossime gare del calcio sardo.